Senti, ma hai detto che il PDL deve cambiare nome. Deve cambiare il nome senz'altro, ma non solo quello. Se pensassimo di potercela cavare di fronte a una situazione di questo genere cambiando solo il nome. Che nome le piacerebbe? Non lo so, non ho abbastanza fantasia. Capito, però... Io coi sentimenti torno a una pagina storica. Lei vorrebbe tornare? Forza Italia. Lo dica, signor Galan. Sì, io vorrei, a me piacerebbe tanto tornare Forza Italia. Tornare allo spirito di Forza Italia. No, ma il nome, vogliamo sapere il nome. Come il nome, se uno ne ha qualcuno di migliore, io sono aperto, non è una mania. Cioè, Forza Gnocca non andava bene. No, vabbè, Forza Gnocca non mi piace tanto, ma... le piacerebbe... Come Forza Italia. Io non riesco a concepire una cosa diversa. Forza Italia. Perché mi servirebbe un po' una dose di fantasia. Senta, signor Doge, ma lei faceva il ministro, il governatore, adesso che fa? Faccio politica, faccio politica come ma che lavoro? La differenza di lavoro lo fa? No, aspetto, perché la passione per la politica è troppo forte, quindi sono disposto ad lui aspettare. È preoccupato perché tu hai raccontato che da quando non facevi più il ministro non avevi neanche i soldi per il caffè e il giornale. Ma non è vero questo, ho detto ed è vero, questo è vero. È vero o non è vero? Psicologicamente non prendere uno stipendio, non vivere sulle spalle Lei non lo quello... prende? No, assolutamente zero. È psicologicamente così negativo. Scusa, sai, non vorrei fare un po'... Dopodiché per me la passione politica c'è, aspetto... Ho capito, scusa, adesso posso a questo punto non mi resta che fare l'antipolitica. E lavorare... Un po' quello che sto facendo. Stai facendo vabbè. Lei è nel PDL sempre? Sì, ci sono, spero anche di poterci rimanere. Sì, ma bisogna vedere se rimane il PDL. Bisogna vedere anche quello. Rimane? Io credo di sì, se capiamo che se comprendiamo che abbiamo sbagliato, che bisogna cambiare molto. Cosa? A tutto bisogna cambiare, bisogna intanto darci una linea politica precisa e non estremista. Ecco, non esagerare adesso però, la linea politica precisa non è facile. Beh, insomma, come l'abbiamo avuto, basta attenersi ai principi con i quali abbiamo cominciato e che ci hanno dato, che hanno decretato un enorme successo. Lei ha detto che bisogna mandare via Gasparri, La Russa e Cicchitto. Ma io dico che bisogna mandare via tanti altri, anche me, mi metto fra questi. Dove? Ma non fa niente. No, dopo non c'è neanche i soldi per il caffè, dai. Ma dai, che li ho i soldi per il caffè. Perché se vuole glielo facciamo avere un caffè. Vuole un caffè? Beh, grazie. Caffè per il signor Galan, grazie. Lungo. Non si rifiuta mai. Offriamo noi, quindi La Russa, Cicchitto e Gasparri. Ma no, bisogna cambiare un po' tutto. Sono passati Alfano 18 anni. Alfano è il meno colpevole ed è quello che non può è una permettersi. Vabbè, no, Alfano no. Alfano no. Chi è il più colpevole? È sbagliato. Ha detto che Alfano è il meno quelli che colpevole. hanno dato la nostra immagine che non è stata gradita dal pubblico. Ma Bondi. quelli che ha fatto lei, alcuni di questi, ma molti altri, mi metto anch'io in mezzo. La Russa, Gasparri, Cicchitto e Galan. E poi... Ecco, intanto cominciamo da questi quattro che è già qualcosa. Ti ci metti anche te, sono 5? Ma va bene, hai cambiato idea, No. Senta, Bondi, perché Bondi è l'altro coordinatore ancora. Adesso l'elenco diventa interminabile. No, vabbè, abbiamo detto Bondi. Ho capito, però voi avete fatto... E Bondi oggi ha risposto, ha detto che lei non deve fare attacchi personali, ha letto l'agenzia. Io non faccio mai attacchi personali, la Russa, ne Cicchitto, subisco tanti. Ma la Russa Cicchitto non è un attacco personale, è un attacco a chi ci rappresenta quasi sempre in televisione, è un attacco a una... non c'è nulla di personale. E io ne ho ricevuto qualcuno di personale, ma non è nel mio stile. Però, scusa, è il coordinatore, sono i coordinatori o vice coordinatori. Che però sono loro. C'è anche Bondi nei coordinatori. Sempre dietro a una... Bondi no, nei coordinatori. Sì, però l'immagine, adesso diciamocelo con franchezza, l'immagine, basta leggere il numero di agenzie, no? Quelli che parlano sono sempre quelli. La Russa, Cicchitto e Gasparri. E evidentemente non parlano nel senso che la gente si aspetta. Ho capito, però nel frattempo, in tutti questi anni in cui avete governato, avete fatto un tale casino, diciamolo, che avete causato Grillo e soprattutto, come dice il nostro Premier, tutti questi suicidi, questo disagio sociale, tutte queste cose. Io penso che il Premier non possa aver detto una fesseria di questo genere. Sentito, e quando lui l'ha detta... Se l'avesse detta sarebbe una fesseria? Io penso, sì, sarebbe molto peggio che una fesseria. Quando l'ha detta, pensi che io mi
pensavo e lo penso tuttora, che si riferisse ai governi di centrosinistra che hanno portato il debito degli anni 70, che hanno portato il debito pubblico a un livello insostenibile. Questo ho pensato. Quindi non diceva che... Quindi ce l'aveva con Prodi? Ma no, non prima. Prima proprio... quando è esploso il debito pubblico, che è la cosa che ci mette in grande difficoltà e con un grande handicap rispetto. Grillo non è antipolitica, Grillo è la misura del fallimento dei partiti. Quindi? E fa una proposta politica, perché non deve essere politica. Quindi adesso viene il difficile, perché dopo dalla protesta... Ma adesso guida la giunta di Sarego? Sarego. Senta, la Santanchè, candidata del PDL del 2013, le piace, signor Galan? Non credo che sia così. No? Non credo. Chi sarà il candidato del 2013, secondo lei? Non del PDL? lo so. Ma ti piacerebbe che fosse lei? No. No. Ma perché no? Scusi, chi le piacerebbe? Ma lei è una donna d'industria. Perché io credo che debba essere o il nostro segretario Alfano, come in questo momento. Non la sento convinta su Oppure Alfano. dovrebbe essere qualcuno che viene dal di fuori. Con questo stato dei partiti, Montezemolo? Potrebbe. Le piacerebbe Montezemolo? Non mi dispiace. Se fosse per lei, candiderebbe... No, se fosse per lei, facciamo un gioco. Lei è stato se fosse lei capo del presidente segretario del del PDL, indicherebbe Montezemolo come... No, non lo so, forse cercherei qualcuno al di fuori della politica che abbia grosse esperienze. Anche perché Giancarlo, insomma, Montezemolo l'hanno appena condannato per abuso di edilizia. Io lo conosco, l'ho visto. Non ha abusivato? Adesso è un garage. Siccome in quel posto non si può più arrivare con l'automobile, ma non si è mai potuto arrivare. Lui lo ha È arrivato il caffè, scusate. Era il garage. Sì, lui lo ha modificato e ha fatto una villetta. Ma che villetta? Mai, ne ha fatto una stanza. No, signor Galan, lei... magari gli abusi in Italia fossero quelli. Lei magari è laureato in giurisprudenza, giusto? Dove si è laureato? In Albania? A Padova. A Padova. Per sapere, e ci tengo anche a dirlo. No, perché in Albania è ottimo perché danno la laurea prima del diploma, quindi è una cosa eccezionale. Maurizio